Questa settimana io e Marta di Le ricette di Mami abbiamo pensato di proporvi una ricetta in collaborazione. Allora, sarà una cosa semplice, partiremo da pasta a sfoglia, come vedete, e tutti e due realizzeremo un dolce leggermente diverso, con delle farciture differenti. Quindi partirò io con questa mia versione che ho deciso di dedicare alla Sardegna. Quindi sarà con ricotta, limone e con un po' di miele. Andiamo subito alla preparazione. Svolgiamo la nostra pasta sfoglia e quindi, aiutandoci con un tagliapasta, andiamo a ricavare dei rettangolini di pasta, dei quadrati in effetti, diciamo della dimensione di circa 5-6 cm di lato. Ecco la nostra pasta divisa quasi perfettamente, non è neanche importante che sia super precisa, e andiamo quindi in forno a 180 gradi per il tempo necessario per la cottura. Allora noterete che in questo caso non abbiamo bucherellato la pasta, e non fatelo, perché quello che vogliamo è che la pasta si gonfi, perché ci serve proprio questa forma. Quindi andiamo in forno a 180 gradi, calore dal basso e dall'alto, io ho messo 20 minuti, però chiaramente verificate perché anche io seguirò la cottura. E dopo circa 25 minuti questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Guardate che saccottini, sono dei cuscinetti favolosi. Ora sono fuori dal forno, devono raffreddare e poi procederemo alla farcitura. Allora, questa è una cosa che non ho detto, ma questo è un dolce che secondo me potrebbe andare bene anche per la ristorazione, per la piccola ristorazione chiaramente. È un dolce molto veloce che però secondo me ha un bel impatto sia di gusto che estetico. Ricaviamo la scorza da un limone biologico con una grattugia di questo tipo in modo da lasciare solo la parte aromatica e eliminare la parte bianca che è amara. Ecco la nostra scorza, andiamo ad aggiungere della ricotta di pecora, io ho scelto questa, è una ricotta mista di pecora e vacca, quindi buona per questo tipo di preparazione. Aggiungiamo la ricotta, questo tanto andrà più che bene. Aggiungiamo quindi lo zucchero, questo a vostra discrezione, dipende se volete un dolce più dolce appunto, oppure volete che prevalga la ricotta come sapore. Secondo me questa dose va più che bene, quindi però a vostra discrezione, come vi dico. Ora, aiutandoci con una forchetta, andiamo ad incorporare tutto lo zucchero e la scorza di limone e creiamo quindi una cremina. Così, con delicatezza, ci vuole un attimo. Questo è un dessert semplice, ma incredibilmente buono. Buono anche così da sola questa. E ci siamo, eh? Guardate che cremosa, questa ricotta è favolosa. Poi ha un profumo, il limone, wow. Bene, siamo pronti per assemblare. Allora, con l'aiuto di un cucchiaino andiamo a sfondare un po' il nostro cuscinetto. Vedete che all'interno è cavo, quindi andiamo a disporre all'interno la nostra crema, così. Non è necessario che sia del tutto pieno, basta proprio un assaggio, così. Continuiamo con gli altri. Io penso che per una porzione 3 di questi raviolini siano sufficienti, quindi continuiamo. Ora una spolverata di zucchero a velo e ultimiamo con del miele di castagno. Io direi di colarlo così. Ed ecco la mia proposta, semplice e molto golosa. Non ci rimane che andare all'assaggio. Questa è la parte che preferisco. Guardate che meraviglia. Buono. Provateli e fatemi sapere.